Io inviterei Silvano Peressini, lui è professore, è stato adesso in pensione in ambito agrario e negli ultimi anni è sempre venuto a questa conferenza. Io lo vedevo, mi faceva delle domande. E come possiamo, mi ha detto l'anno scorso, come posso dare il mio aiuto? Beh, abbiamo avuto l'opportunità di rianimare una meridiana in un antico santuario della nostra regione, la Madonna delle Grazie in Udine proprio, e insieme abbiamo realizzato questa meridiana, ma vi parlerà lui nei minimi dettagli. Grazie comunque di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie al Circolo La Vacca, grazie all'amministrazione. E il primo ragionamento, perché meridiane? Beh, appunto, come accennava l'amico Aurelio, sono agronomo di estrazione e ho capito che il sole è essenziale per le meridiane. E il sole mi ha fatto capire che è essenziale per le meridiane. Ecco allora l'aspetto del sole e poi un aspetto personalissimo. Ho passato la mia infanzia e la mia gioventù in questa parrocchia, in questo quartiere, e così cercherò di spiegare il nostro percorso. Ecco allora la Basilica delle Grazie, la meridiana antica, già presente e vedremo la sua descrizione, e quella sotto qui che abbiamo rianimato. Che zona? E cerchiamo di conoscere un po' Udine. Vediamo sulla numero 1 la zona del castello. Sì. Già, non riesco. La zona del castello. Si vede? La zona del castello, la zona della piazza Primo Maggio o Giardin Grande, e qua la Basilica delle Grazie col suo chiostro convento. Ma osserviamo, siamo nella zona nord-nord-est, questa è la porta cividale, e questo è, diciamo, il borgo confuso. Vi farei osservare solo che accanto al chiostro di cui ci occuperemo, dei Servi di Maria, troviamo delle strutture. Questo è il vecchio ospedale militare, era convento delle suore dei Servi di Maria. Osserviamo la caserma, attuale caserma di Sant'Agostino della Iulia, Lugini della Iulia, anche quello era un convento degli agostiniani. Ancora osserviamo sull'estrema sinistra l'attuale Uccellis, che era il convento delle Clarisse, ed era una zona, come vedete, di vecchia proprietà, perché qui sotto c'è la proprietà arcivescovile. Era il Pra chiuso, erano i pascoli di Udine. Bello, Udine si trova per la prima volta nominata dall'editto dell'imperatore Ottone nel 983. Nel 1040 si hanno delle segnalazioni che il patriarca Popone, che allora ancora era Aquileia, poi Udine diventerà nei secoli sede patriarcale, affida la chiesa, che a quel tempo era intitolata San Gervasio Protasio, ai Benedettini. Una notazione storica: nel 1230 si fonda l'Ordine dei Servi di Maria in Firenze ed è l'unico ordine, secondo la Chiesa Cattolica, fondato da diverse persone, non da una sola. Sono i 7 santi fondatori. Nel 1291 abbiamo la prima citazione del borgo Parchiuso. Cosa succede? Succede che dalla dominazione e dal potere temporale dei patriarchi si passa al potere di Venezia, e Venezia chiaramente estende tutte le sue iniziative e grandi anche nel territorio friulano. Si ritiene per certi versi che anche l'aspetto religioso faccia parte, perché religione non vuol dire potere. Ecco allora che un luogotenente di
diciamo, nobile veneto Giovanni Emo ritiene di intitolare quella chiesa di San Gervasio con la scusa di spostare un'icona che lui aveva ricevuto, e lascio a voi la breve descrizione, al santuario ora nominato della Beata Vergine delle Grazie. Ecco allora che si collega al territorio anche l'aspetto temporale e l'aspetto religioso. Comunque l'aspetto religioso che si è mantenuto nel popolo, perché da un episodio così, diciamo, un po' fantastico di una guarigione di una serva di questo luogotenente si passa anche alla gratitudine e all'affidamento della popolazione nelle invasioni turche, negli episodi di malattie, epidemie, peste e purtroppo dobbiamo ricordarlo anche nel terremoto del 1976, 6 maggio. Cosa succede? La comunità che si è insediata a fine 1400 dà dei segnali, e qui ho messo solo alcune indicazioni, della sua crescita, della sua importanza, collegata alla presenza del santuario, ma collegata anche alla presenza di una comunità di servi, di frati, che cresce. Ecco allora, nel 1513 da Casupola, quasi Casupola, si pensa a una nuova chiesa, poi si allarga e nel 1520 ci sono dei segnali che viene ampliato il convento e, pensate, fu rinnovata, e qui proprio una citazione che ho trovato in un archivio, la cisterna del pozzo, che era centrale chiaramente al chiostro, e il salicato, cioè il selciato, con quadri di pietra. Quindi la comunità e la chiesa, la Basilica delle Grazie, ha il suo sviluppo. Il suo sviluppo in un certo senso giunge al culmine nel 1750, quando il comune di Udine valuta di costruire a proprie spese una cappella per l'icona della Madonna, ma è incombente la realtà di Napoleone. Nel 1805 le truppe entrano in Udine e cominciano le requisizioni. C'era bisogno di spazio per i militari e tutti gli accampamenti. La Chiesa delle Grazie viene requisita, rimane solo come il convento viene requisito, rimane solo la chiesa e il patrimonio anche documentale, questo è importante per quello che verrà dopo, documentale viene disperso tra archivio di Udine, archivio dei servi a Venezia, archivio centrale dei servi a Roma. Dopo queste requisizioni e questo periodo dobbiamo considerare che Udine, e proprio guarda caso in questi giorni, in quest'anno abbiamo diverse celebrazioni e ricordi dei cent'anni della Prima Guerra Mondiale. Udine è la sede del Comando Supremo e quindi continuano, diciamo così, le realtà di guerra, di disequilibrio per quanto riguarda la popolazione. E solo nel 1923 la Chiesa e il Convento delle Grazie ritornano all'ordine dei servi di Maria e cominciamo a entrare più nel dettaglio in quello che... Ecco, qui una vecchia mappa della Chiesa e del Convento addossato. Nella zona sud del chiostro c'è, da quanto io ricordi, questa meridiana esposta a sud, una meridiana polare. Con l'intervento che ora descriveremo abbiamo rianimato la meridiana posta ad ovest. Ecco, questa è la meridiana esposta a sud. Come dicevo, non c'è traccia
delle meridiane precedenti che senz'altro non adottavano le ore alla francese, in quanto i documenti al momento disponibili non ne fanno memoria, non ne fanno traccia. Ricordò solo da ragazzino di aver visto un signore ritoccare i segni di questa meridiana, ma purtroppo quella volta non avevo ancora la passione così forte da poter interloquire. Questa quindi è la meridiana esposta. Sempre nei miei ricordi, dopo la manutenzione effettuata nella basilica e nel chiostro a seguito degli eventi del terremoto del 76, era rimasto nella parete ovest, era rimasto tra due finestre questo riquadro con un pezzo di ferro per me quella volta. Ecco, qui adesso un particolare, chi ha fatto le ristrutturazioni ha mantenuto questo riquadro, ha mantenuto i ferri, il gnomone e la staffa, e andiamo adesso a vedere se questo era lo stato originale della parete, come sono proceduti i lavori. Ecco, una volta impostata l'impalcatura, una volta arrivati su, si è proceduto a una sommaria pulizia e che cosa viene venuto fuori? È venuto fuori che in quella zona i precedenti restauratori, chiamiamoli così, o chi ci ha messo mano, ha comunque lasciato una piccola porzione del quadrante grezzo originario. Si possono osservare da una parte questo inserto in legno che poi vedrete servirà a inserire, diciamo, la staffa, e alcune indicazioni della, diciamo così, preparazione della precedente meridiana. Come posso dire, avete osservato, il gnomone era già polare. Ecco qui un particolare, e abbiamo ritenuto, Aurelio in primis, di mantenere la struttura originaria. Ecco allora che si parte con i lavori, si iniziano le misurazioni, e qui l'elemento della sfera è aggiunto rispetto al gnomone originario, e vedremo perché. Ecco, è inutile adesso rispetto ai calcoli della scheda tecnica, si procede, si segnano le linee, una volta segnata la base si parte con la colorazione dei vari settori, e qui si ingegna anche l'aiutante, sono poi gli avvenimenti, e arriviamo a vedere la meridiana in sé. La scelta originaria era di ricreare quello che poteva essere il periodo oscuro a noi, ma certamente presente, essendo un ordine dei servi, un ordine diciamo religioso, e certamente al tempo utilizzante le ore canoniche. Ecco allora che la scelta è stata, pur trovando e mantenendo uno stile polare, di utilizzare parte del quadrante per indicare le ore canoniche, stante l'orientamento, perché la meridiana a sud prende da tutta la mattina fino alle prime ore del pomeriggio, questa ad ovest, diciamo, comincia a ricevere verso le 11 e fino al vespro, e di conseguenza questo orientamento per le ore canoniche fa sì che si possa, diciamo così, osservare circa da prima dell'ora sesta, quindi circa le 11, fino al vespro, alla conclusione della giornata. Quindi zona azzurra, ore canoniche che sono determinate dalla posizione della sfera. Ricorderete, diciamo, una certa precedente, la sfera non c'era, è stata aggiunta. Completa la meridiana
la classica notazione amore alla francese o dalla mezzanotte. Quindi la meridiana dà le sue indicazioni, dalle finestre del convento lì attorno escono, come dicono i primi estimatori, il signor parroco e il decano della comunità, che ha 93 anni, è stato mio parroco quando ero piccolo, e sappiate che va ancora in giro in bicicletta a trovare chi ha bisogno e chi può andare. E quindi questi sono i primi estimatori. Nonostante qualche temporale per Aurelio, l'opera è conclusa. Allora, io ringrazio Aurelio per questa esperienza e ringrazio voi della pazienza che avete dedicato a questo.